Oggi si celebrano come santi gli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. Il nome Michele deriva dall'ebraico e significa chi è come Dio. Gabriele viene invece dall'aramaico e vuol dire uomo di Dio. Raffaele, infine, ha origine ebraica e significa medico di Dio. La giornata mondiale del cuore viene celebrata il 29 settembre di ogni anno. Si tratta di un evento dedicato ai pazienti, ai loro familiari e ai cittadini. Varie campagne si focalizzano sulla necessità che ogni individuo conosca il proprio cuore e sappia come comportarsi per contrastare in modo efficace le malattie cardiovascolari, l'80% delle quali sono prevedibili, rappresentando comunque una sfida di primaria importanza per i sistemi sanitari mondiali, gravati da costi crescenti e sempre più insostenibili. Per decenni è stata una leggenda che ha alimentato ogni possibile teoria fantascientifica, inclusa la possibilità che ospitasse navicelle e creature aliene. Poi il 29 settembre del 1995 il presidente statunitense Bill Clinton ha parlato per la prima volta dell'Area 51, la base top secret nel deserto del Nevada. Ora sappiamo che esiste davvero. Buon inizio settimana ai 12. Oggi la Luna si apre ancora in Sagittario, ma con 2 quadrature con Saturno e Nettuno. Cosa vorranno dire? Leggiamolo insieme. Ariete. Per voi oggi la Luna fa iniziare la settimana con un po' di dubbi, di titubanze, soprattutto in ambito lavorativo ed emotivo. Se nutrite dei dubbi sulla fase organizzativa o procedurale di qualcosa, non avete che da esternare le vostre ansie, i vostri timori. Toro. Per voi Marte comincia un po' ad agire in maniera molesta, soprattutto stimolando Plutone dall'Acquario, che sembra darvi un po' di pensiero. Probabilmente avete di nuovo un po' di difficoltà d'azione, dei margini ridotti, lottate per riavere il vostro spazio. Gemelli. Oggi la Luna è in opposizione e porta con sé anche le quadrature di Nettuno e Saturno ai vostri gradi. Molto probabilmente potreste risentire di una certa illogicità intorno a voi e probabilmente non capite perché alcune cose sono evolute in una maniera diversa da quella che avevate previsto. Il consiglio di un amico vi aiuterà ad avere una visione più chiara. Cancro, la vostra giornata oggi si apre con una luna decisamente molto dinamica, proprio perché vuole rompere un po' gli schemi di Saturno, ma c'è l'insicurezza di Nettuno che la rendono un po' meno sicura, un po' divisi tra l'istinto e la razionalità. Leone. Per voi la Luna è in trigono, anche se vi pone alcune difficoltà in ambito lavorativo. Probabilmente potreste decidere di lasciare andare qualche collaborazione o qualche collaboratore. Se mai aveste dubbi, in ogni caso, proprio perché c'è anche una quadratura di Nettuno che vi rende un po' di motivi, per evitare i sensi di colpa, discutetene prima di agire. Vergine, la vostra giornata oggi si rivela una giornata da Luna ancora in quadratura di base, Venere però è più smarcata e più libera, per cui la capacità d'amare non vi fa difetto neanche oggi. Bilancia, per voi la Luna compie oggi delle evoluzioni un po' strane, sia perché vi dà delle soluzioni rapide per un pronto accomodo immediato che vi serve, sia perché in serata riproporrà comunque il problema ma dandovi dei margini di tempo molto maggiori. Avrete tutto il tempo per organizzarvi. Scorpione, Marte nei vostri gradi è assolutamente focoso e anche un po' iracondo, soprattutto con quel Plutone in Acquario che minaccia di essere abbastanza intenso. Probabilmente vorrete ricostruire qualcosa che sentite di avere perduto. Fatelo, ma non con rabbia. Sagittario, la Luna nel vostro segno zodiacale ancora in mattinata quadra con Saturno e Nettuno, vi chiede di rallentare, vi chiede di pensarci bene su un progetto lavorativo, onde evitare che
fare qualche scivolone che proprio non vi aspettavate. Capricorno, per voi la luna è una luna un po' pensierosa in mattinata, ma che viene a farvi visita già da metà della giornata e molto probabilmente ritroverete morbidezza, dolcezza e serenità. Acquario, la luna in mattinata vi aiuta a superare un problema di lavoro e magari a rendervi conto che adesso ci sono delle nuove mete, dei nuovi obiettivi da raggiungere, quindi alzate l'asticella Acquario e puntate in alto. Pesci, la vostra giornata oggi si apre con una luna che quadra con Saturno e Nettuno. Non inizia bene la mattinata, ma si farà perdonare la luna già nel pomeriggio, quando in famiglia arriverà una lieta notizia. Quella bambina di 6 anni che fa domande scomode agli adulti nacque un po' per caso, su commissione di un'azienda che cercava una mascotte pubblicitaria. Fu il fumettista argentino Kino a inventare Mafalda e il 29 settembre del 1964 quella bimba prende voce e vita all'interno del primo numero del famoso fumetto. C'è chi adora prenderle e chi proprio non ne vuole sapere. Quando si tratta delle decisioni va sempre così. L'espressione idiomatica inglese per indicare questa attitudine è call the tune. Il significato letterale è decidere quale musica sentire e sembra derivi da una vecchia espressione who pays the piper calls the tune, cioè colui che paga il pifferaio decide che musica suonerà, ad indicare nel senso figurato chi paga decide. Michelangelo Merisi fu soprannominato il Caravaggio, dal nome del borgo presso Milano dove nasce. Luce e ombra saranno sempre protagonisti non solo della sua vita, ma anche dei suoi grandi capolavori come Giuditta e Oloferne, La vocazione e Il martirio di San Matteo. Ma la violenza cresce nel suo animo e sono sempre più frequenti le risse e le provocazioni. Celebre l'uccisione di Ranuccio Tommasoni durante una partita a pallacorda per un diverbio sul punteggio. E quindi la fuga prima a Napoli, poi a Malta. Braccato si rifugia quindi in Sicilia per poi tornare a Napoli, dove verrà gravemente aggredito. Il corpo comincia a cedere per poi condurlo alla morte per malaria a soli 39 anni. Ci salutiamo con la frase del giorno: siamo mica qui a smacchiare i giaguari. Ed anche un'altra puntata è già finita, ma mi raccomando, vi aspetto domani puntuali con una nuova puntata dell'Almanacco. Non mancate per scoprire sempre nuove curiosità. Buona giornata dalla vostra Martina.